In che stesse dì, Assuero regalò alla regina Ester la chiesa di Aman, nemi dei Giudeos. Mardocheo si presentò al re che Ester aveva contato, c'è parentat che lui aveva cunie. Il re si giava l'anel che aveva fatto via a Aman, e gliela consegnò a Mardocheo. Ester idea a Mardocheo l'incarico di sovrintendente de chiese che gli era stato di Aman. Poi Ester ritornava velata dinanzi al re, si buttò dinanzi ai suoi pies e lo scongiurò coi voi lacrimis di impedì che la tristeria di Aman la Gagit arrivasse al suo intento e di fermare i progetti che aveva prontato quintri dai Giudeos. Allora il re slungò il bastone d'oro verso di Ester. Ester ieva su e restò in pies dinanzi al re e gli disse: se il re par così, se i voi mi hanno innagrato, se la robi se me giuste e se lui alle contenti di me, calvio di annullare per scritto lis letteris che Aman, fidia medate la Gagit, alla mandadis per svinidri i giudeos di tutis lis provincis del re. Cemut podaressio resistivio di nella disgrazia plomba sore dal mio popol. Cemut podaressio mo resistivio di da svinidri la mediernassie. Allora il re Assuero disse alla regina Ester e a Mardocheo il giudeo: Ve, gli hai data a Ester la chiesa di Aman e lui è stato picchiato dal pal perché che voleva slungare la man sui giudeos. Scrivei dunque cemut che usparerà miei, a non dal re e si glait cu l'anel dal re, perché che c'è che l'è scritto a non dal re e si gilat cu l'anel dal re al val per sempre. Cence perdi un momento, al vince 3 dal terzo mese, ben astait al mese di Sivan, a for inclamati scritturisti al re e si scrive, da ordine preciso di Mardocheo, ai giudeos, ai satrapos, ai governadors e ai sorestanti de 127 provincis, de Indie fin tremai all'Etiopie. A ogni provincia se onti somut scrivi, a ogni popolo in te solenghe e ai giudeos se onti lor mut scrivi e te lor lenghe. Si scrive dunque a non dal re Assuero, si sigillà i documenti con l'anel del re e si mandà a miec di cursor a Tiaval, che montavi i chiavai dal re, fis di chiavalis di rasse. Con questo scritto, il re urdava il permesso ai giudeos, in qualunque città la che ieri in sta, di darsi d'ogni e di difendere la loro vite, di fruccià, di copà e di svinidrì, comprenduzzi fruzze lis feminis, tutte la intermade, di qualunque popol e di qualunque province, che us plombassi in tor e di rafala lor robe.